Tecnicamente il numero dei pensionati in Veneto interessati dalla rivalutazione è 1.238.000 persone. Un Veneto su 4 quindi sarà interessato dal meccanismo progressivo di adeguamento delle pensioni, un aumento del 7,3% fissato con decreto e calcolato sulla base della variazione che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo certificati dall'Istat il 3 novembre scorso. È una percentuale che non si vedeva da molti anni. Per trovare percentuali di questo tipo occorre ritornare agli anni '80. Il segnale è che quest'anno l'inflazione è stata forte, ma anche la risposta del governo in questo senso è una risposta forte. Stavolta nel portafoglio dei pensionati veneti si vedrà la differenza. La rivalutazione sarà piena per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici lordi fino a 4 volte il minimo, che passa a sua volta da 525 a 563 euro. Di fatto si tratta di una mensilità in più all'anno. Il direttore generale dell'INPS regionale porta un esempio concreto. Il pensionato che ha una pensione di importo pari a 1.000 euro lordi percepirà un aumento, una rivalutazione mensile pari a 73 euro lorde. L'adeguamento però ha un forte impatto sulle finanze pubbliche, 50 miliardi da qui ai prossimi anni impegnati a livello nazionale, quasi 2 finanziarie. In Veneto l'assorbimento di risorse solo per il 2023, quindi per l'anno prossimo, è pari a 1.773 milioni, quindi uno sforzo importante. Questo significa che sarà difficile partire subito con quota 41, il punto di caduta potrebbe essere questo. Quota 62 anni di età e 41 di contributi a livello nazionale varrebbe circa 45.000 uscite stimate. In Veneto, in questo caso, sarebbero 5.000 i soggetti interessati. La discussione è aperta.